Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti a questa quinta giornata di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, un festival che dura appunto tutta questa settimana, promosso dal Comune di Vittorio Veneto, dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche e da IEM Servizi. Siamo in diretta come ogni giorno dall'Aula Magna della Scuola Lorenzo da Ponte. E qui con noi stamattina è anche presente proprio in sala regia la prima C di questo istituto scolastico in compagnia con le professoresse Scotta Claudia e Aschettino Maria, quindi siamo molto contenti di avere con noi anche i protagonisti di questo nostro festival, perché appunto con il titolo Io sono come tu mi guardi vogliamo un attimo ribadire e focalizzare l'attenzione sul ruolo dell'adulto e l'importanza che gli adulti assumono nel benessere e nella crescita di tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Quindi grazie alla prima C per essere qui con noi oggi. In mia compagnia però ci sono anche altre persone che siamo molto felici di avere con noi, primo fra tutti l'assessore alla cultura Antonella Uliana, a cui lascio la parola per dei saluti. Grazie a tutti voi che ci guardate da casa e grazie ragazzi di essere qui oggi a farci compagnia. Oggi parliamo della biblioteca civica di Vittorio Veneto. Una biblioteca è di per sé un organismo vivo e in continuo cambiamento. La nostra lo è in modo particolare. La nostra biblioteca, per la quale noi abbiamo grande interesse e sulla quale investiamo notevoli risorse, è la biblioteca capofila del servizio bibliotecario del Vittoriese, che riunisce 21 biblioteche con un'ottica di rete che poi sappiamo benissimo è quella che può dare i maggiori risultati. Dicevo 21 biblioteche di 21 comuni, più biblioteche che appartengono a delle scuole e ad enti ecclesiastici che hanno aderito ultimamente. Il fatto di far parte di questa rete, di essere capofila di questa rete, ci ha fatto vincere qualche tempo fa un premio al Salone del Libro di Torino con un progetto che si è qualificato per essere un progetto consolidato e ben strutturato, che si chiama Nati per leggere. E quindi il ruolo della biblioteca come luogo dove si fa cultura fin dai primi anni di vita. Ancora direi quando il bimbo è all'interno della pancia della mamma, perché curiamo anche questo aspetto con dei progetti che rientrano all'interno dei corsi preparto. Ma che cos'è questo Nati per leggere? È un progetto che si basa su un protocollo d'intesa con l'ULSS 2, nel quale vengono avvicinate le giovani coppie per far capire come già la lettura, ancora quando il bambino è un feto, ma soprattutto poi nei primi anni di vita, la lettura a voce alta può far sì che il bambino acquisisca delle capacità e riesca ad avere successivamente maggior successo proprio nella possibilità di inserimento all'interno della società. Che cosa troviamo poi all'interno della nostra biblioteca? Io vi parlavo di un organismo vivo in continua evoluzione. Abbiamo infatti quest'anno promosso il Patto per la lettura. C'è un altro progetto molto interessante che in una città come la nostra, che è una città che sempre più si sta dedicando a sviluppare il suo ruolo di città della musica, si chiama Nati per la musica, e anche con questo progetto avviciniamo le giovani coppie a questa esperienza di un linguaggio artistico diverso da trasmettere immediatamente ai propri bambini. All'interno della biblioteca, dicevo, troviamo dei gruppi di lettura nella sala ragazzi che creano dei momenti di lettura a voce alta per mamme e bambini, per ragazzi adolescenti,
che hanno tra l'altro sempre un grande successo. Quest'anno in particolare sono partiti 2 gruppi di lettura per adolescenti che hanno avuto un numero notevole di adesioni. Questo ci fa capire che la strada che noi abbiamo intrapreso di potenziamento sempre maggiore di questa abilità che è quella della lettura, che fa acquisire notevoli competenze, è una strada giusta. Il risultato che noi abbiamo in termini di frequentazione ce lo fa comprendere, sempre più stiamo cercando di investire in questa direzione. C'è poi un bellissimo gruppo di lettori e lettrici volontari che animano la sala lettura e che sono tra l'altro sempre disponibili nel momento in cui ci sono eventi culturali in città. Loro prestano la loro voce. Sappiamo quanto sia affascinante la lettura a voce alta. Concludo dicendo che Vittorio Veneto è diventata dal 17 città che legge, e quindi questo titolo che noi insieme a molte altre città abbiamo acquisito ci dà la possibilità di avere canali agevolati per accedere a finanziamenti che speriamo sempre di più possano potenziare il ruolo fortemente educativo, ma anche direi molto inclusivo che la biblioteca deve avere. La biblioteca può essere frequentata da tutti, giovani, vecchi, adulti, pensionati, studiosi, tutti coloro che vogliono accedere alla cultura trovano le porte della nostra biblioteca aperte. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Uliana e grazie di aver già citato un gruppo di lettori volontari che ha dato una mano anche a tutta l'organizzazione di Educhiamoci. Questo gruppo Leggiamoli Forte della Biblioteca di Vittorio Veneto ha regalato la sua voce per leggere le storie che vanno in onda sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e il canale YouTube ogni sera alle 20. E appunto di questo gruppo abbiamo un suo rappresentante collegato con noi che è Loris Tessari, bibliotecario di Vittorio Veneto, che appunto sarà con noi per tutta la durata dell'intervento e che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Vediamo se no, ok. Sì, eccoti, ok, grazie mille di essere con noi, grazie mille delle vostre voci che ci regalano tante storie per i nostri bambini e le nostre bambine. Qui in studio con me... Grazie a voi. Posso salutare un momento? Certo. No, ringrazio per avermi invitato, sono qui e sono felice, non tolgo molto spazio perché sono molto interessato ad ascoltare Vera e Matteo, che conosco a livelli diversi, Matteo per averlo seguito in alcuni corsi, Vera perché ci collaboriamo, è una risorsa importantissima per Vittorio Veneto, una libreria che ci invidiano in tutta la Marca, e come bibliotecario, oltre che anche così lettore ad alta voce, adesso spero che passi qualcosa di buono alla fine. No, sono davvero interessato di vedere come va questo incontro, perché capire quali sono le strategie, le modalità migliori per raggiungere i ragazzi, che sono i lettori più forti in Italia. Abbiamo qui due personalità davvero importanti. Saluto i ragazzi che sono lì in sala. Noi l'anno scorso per un pelo proprio non siamo riusciti a far finanziare un progetto che avevamo in mente, perché riceviamo le visite delle scuole in biblioteca, ma sono soprattutto le scuole dell'infanzia e la scuola primaria. Ci eravamo detti, se la scuola media non viene più in biblioteca o fa più fatica, dobbiamo andare noi alla scuola. E questo so che Matteo e Vera hanno in testa delle belle cose, delle belle idee, delle belle proposte, e sono qui per ascoltarvi e vi saluto intanto. Grazie a Loris Tessari. Allora, adesso qui in sala con me
infine, come ospite in presenza, è con me la professoressa Donatella Di Paolo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1, che ci ospita e che noi ringraziamo sempre, come anche l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2. Quindi grazie di essere qua con noi. Grazie a voi, mi fa veramente piacere ospitare questa manifestazione davvero arricchente, bellissima, e voglio anche, permettetemi anche a me di fare un saluto caloroso ai ragazzi e alle professoresse che sono venuti in presenza a vedere il tutto. Mi raccomando, oggi c'è una bellissima iniziativa, soprattutto per voi. Cogliete quello che vi diranno sia il Matteo Biagi che Vera Salton, i consigli, prendete i consigli che vi daranno, saranno molto importanti. Grazie. Grazie professoressa Di Paolo. Effettivamente sì, l'incontro di oggi è molto, molto interessante, si intitola Spegniamo il computer, leggiamo un libro, e appunto vogliamo con i nostri ospiti cercare di dare di nuovo uno spritz di energia e incentivare bambini e bambine, ragazzi e ragazze alla lettura che tante volte viene vista quindi da loro come un po' una costrizione, perché ha un compito per casa, perché c'è questa, non so, i genitori magari leggi un libro, leggiamo il libro, e quindi ogni tanto è un po', si spegne un po' il loro entusiasmo verso la lettura e magari va più verso i nuovi dispositivi multimediali o la televisione. Con i nostri ospiti di oggi vogliamo proprio cercare delle strategie e anche magari delle nuove prospettive, dei nuovi punti di vista che noi adulti possiamo utilizzare come appunto incentivo alla lettura. Abbiamo quindi con noi collegati Vera Salton, che è libraria di Vittorio Veneto e studiosa della letteratura per l'infanzia, e Matteo Biagi, che è insegnante. Gli ringraziamo di essere con noi e gli lascio direttamente la parola. Allora, buongiorno. Comincio io per vicinanza di casa e incoerente come riusciamo a essere solo noi adulti, perché in questo momento il titolo del nostro incontro è Spegniamo il computer, leggiamo un libro, e noi dobbiamo essere davanti ad un computer per riuscire a parlare con voi tutti. E quindi già ci prendiamo la responsabilità di di oscillare, come succede alle volte, dinanzi alle regole che ci diamo o che pretendiamo di dare agli altri. Oggi con Matteo abbiamo pensato di portarvi a fare una passeggiata in mezzo a quelle che sono le nostre esperienze. Voi, essendo a distanza, siete nei nostri ambienti naturali, da me in libreria, in particolare nella stanza che dedichiamo agli incontri e alle letture, e con Matteo siete a scuola. Ci piaceva iniziare proprio cercando di fare un filo con tutto quello che in questa settimana è stato detto. È un titolo molto bello, Io sono come tu mi guardi, perché se tu mi guardi semplicemente come uno che ha acceso il computer e non guardi quello che sto guardando sul computer, puoi mettermi l'etichetta di un dipendente da tecnologia, e invece la tecnologia può aprire tantissime possibilità, e soprattutto è anche legate ai libri. E quindi è un pochino come quando Danilo Dolci, che era un grande educatore, diceva: ognuno cresce solo se sognato. Se tu sogni per me che io possa usare bene quelle tecnologie che ho davanti, che io possa entrare dentro una storia con te, allora forse insieme cresciamo bene, perché siamo appunto sognati. E in questo sognarvi, la cosa che possiamo fare meglio forse è regalare la gratuità di quello che abbiamo finora sperimentato, perché leggere porta dentro esattamente questo. Prima di tutto è un gesto, Nati per leggere, che citava prima l'assessore, lo dice fin da piccoli, è un gesto d'amore. È un gesto che non pretende che voi facciate esercizio, che voi dobbiate restituirlo come un obbligo, non pretende da nessun lettore di nessuna età che ci sia sotto una costrizione.
Leggere è qualcosa che ti si regala davanti e che tutti quanti dovremmo ricordarci che, come diceva Pennac, non può, come l'amore, avere un imperativo. E quindi per cominciare questa nostra passeggiata abbiamo pensato di fare un omaggio a un grande autore che ha cambiato la vita di tutti noi lettori e per me l'ha cambiata quando ho incontrato questo piccolo brano che adesso vi regalo e che porto con me ogni volta che insegno all'università, che faccio delle formazioni per adulti e che chiacchiero intorno ai libri. Si intitola Messa a punto e il suo autore è Gary Paulsen. Se i libri potessero essere qualcosa di più, mostrare di più e possedere di più, questo libro avrebbe degli odori. Avrebbe gli odori delle vecchie fattorie, l'odore dolce del fieno appena tagliato che cade dalla lama oliata della falciatrice, tirata dai cavalli su e giù per il campo, e l'odore acre del letame che in inverno fuma nella stalla. Avrebbe l'odore appiccicoso e pulito della nascita, quando i vitellini venuti al mondo succhiano per la prima volta il latte fresco e cremoso. L'odore polveroso del fieno, che in inverno viene messo a seccare su in alto, in attesa di essere gettato giù per il bestiame. L'odore pungente e fermentato del foraggio fresco, gettato nella mangiatoia con un forcone. Avrebbe questo libro l'odore delle patate novelle, tagliate a bastoncini e spruzzate di pepe, che friggono su una cucina alimentata da legno di abete stagionato. L'odore umido dei guanti di pelle appesi ad asciugarli accanto. E l'odore acre del bidone della spazzatura, vicino alla porta, quando si alza il coperchio per buttarci dentro le bucce delle patate. Ma non è possibile. I libri non possono avere odori. Se i libri potessero essere qualcosa di più e possedere di più e dare di più, questo libro avrebbe dei suoni. Avrebbe il suono acuto e deciso di quelle seghe lunghe 2 metri che gli uomini spingono avanti e indietro sui tronchi, tagliando abeti destinati a diventare cellulosa. I suoni degli interminabili grugniti delle squadre di boscaioli che sbuffando e picchiando faticano a strappare via i ciocchi dal terreno. Avrebbe i rumori delle mucche nella stalla, che ruminano nelle lunghe notti invernali, e il rumore secco e deciso dell'ascia che cala per spaccare la legna da mettere nella stufa, e lo strillo lancinante dei maiali quando il coltello taglia loro la gola e sentono avvicinarsi la morte. Ma non è possibile. I libri non possono avere suoni. Infine, se i libri potessero essere qualcosa di più, dare di più e mostrare di più, questo libro avrebbe delle luci. Oh, avrebbe la luce soffusa e dorata, dorata per i pezzetti di fieno che volano nella polvere, che filtra attraverso la crepa lungo il muro della stalla. La luce della lampada bianca, Coleman, che sibila in cucina. La luce grigio-argentea di una giornata in cuore dell'inverno. La luce notturna, candida e diffusa, della luna piena sulla neve. La luce nuova dell'alba a est, sull'orizzonte dei pascoli, dietro alle mucche che tornano per la mungitura in una mattina d'estate. Ma non è possibile. I libri non possono avere luci. Se i libri potessero possedere di più, dare di più, essere qualcosa di più, mostrare di più, avrebbero pur sempre bisogno di lettori che portino loro suoni, odori, luci e tutto il resto che non può essere contenuto nei libri. Il libro ha bisogno di te. Gary Paulsen. Tutte le volte che ascolto questo brano mi vengono i brividi e oggi ancora di più. Prima però di proseguire, ovviamente consentite anche a me di ringraziarvi per l'invito, ovviamente aver visto la bellissima sigla che ha preceduto l'inizio dell'intervento aumenta il rimpianto per non essere lì con voi, quella bellissima cittadina che ho visto, in cui sono stato tanti anni fa, ma insomma sarebbe stata davvero una bella occasione per tornare. Chissà che non possa accadere in un prossimo futuro. Sì, ci siamo messi d'accordo con Vera di iniziare la nostra chiacchierata con un omaggio a Gary Paulsen. Ora Vera non ha ricordato che è proprio mancato in questi giorni, quindi un omaggio assolutamente ancora più doveroso. E a cui io leggo, per iniziare la nostra chiacchierata, un ricordo, perché a volte è bello associare nella vita, nella nostra vita, nel nostro percorso, delle svolte
dei passaggi quasi epocali a una data, un nome, un cognome, e per me è stato davvero così, cioè se io oggi sono qui, no, invitato a come mi capita insomma abbastanza spesso, a un festival, a un incontro a parlare di educazione alla lettura, se mi viene chiesto spesso consiglio per bibliografie da sottoporre ai giovani lettori o agli insegnanti, ecco, io penso di doverlo in gran parte a quest'uomo, a Gary Paulsen. Io ho iniziato a insegnare a Firenze una quindicina di anni fa, e quando ho iniziato a insegnare, come molti miei colleghi della scuola secondaria di primo grado, perché io insegno alla scuola secondaria di primo grado, insomma so che ce ne sono in sala e quindi credo saranno d'accordo con me, io di letteratura per ragazzi non sapevo niente, non sapevo nulla. Di più, forse non volevo neanche sapere nulla, perché il mio percorso mi aveva portato dal liceo classico alla facoltà di lettere e filosofia, all'insegnamento, ma senza che nessuno nel mio percorso formativo mi avesse mai parlato di questo tipo di letteratura, per cui se io andavo in libreria e vedevo quelli belli se fossi capitato nella libreria di Vera o e avessi visto quello scaffale con tutte quelle copertine cattivanti, io avrei pensato dentro di me che no, quella è letteratura di serie B, non fa per me. E quando io ho iniziato a insegnare con una meravigliosa prima media, io mi rendevo conto proprio di non avere armi. Io ci provavo, perché io sono sempre stato un lettore, ci provavo a farli leggere, ci provavo a consigliare dei libri, ma tutto quello che mi tornava indietro, con mio grande sconforto, era prof è noioso, prof è difficile, prof non ce la faccio a leggerlo. Ed erano i grandi classici che nella mia testa io associavo alla letteratura per l'infanzia, perché a quei tempi poi c'era meno, non c'erano così tanti blog, così tanti siti di informazione, forse io non li conoscevo e quindi non avevo accesso a tante altre informazioni. Poi ci fu un ragazzo un giorno, era il 2008, l'ho scritto anche ieri proprio per ricordare Gary Paulsen, che un giorno molto temerario venne da me e mi disse: prof, mi scusi, ma posso consigliarle io un libro a lei? E io, che insomma, come dico, racconto spesso tanti difetti, ma non quello di non mettermi in discussione, dissi certo. E questo ragazzo mi appoggiò sulla cattedra quel libro che a quei tempi circolava in Italia, pubblicato da Mondadori, con il titolo di Al limite estremo. Adesso PM lo ha ripubblicato nel 2014 con il titolo di Nelle terre selvagge, forse il libro più famoso di Gary Paulsen. Ecco, io quel pomeriggio che avevo del tempo, per 2 ore tornai proprio ragazzino, cioè a leggere le disavventure di questo Brian che precipita nelle foreste del nord degli Stati Uniti perché l'aereo a 2 posti su cui volava con il pilota privato che i suoi genitori avevano ingaggiato perché il ragazzino fosse portato dalla mamma al babbo, precipitò per via di un infarto del pilota. Lui si ritrova da solo con il problema di sopravvivere alla fame, al freddo, agli orsi. Insomma, io per 2 ore sono tornato ragazzino e mi si è accesa una scintilla. Quindi magari sarebbe successo lo stesso, magari sarebbe successo con altri autori, perché insomma, grazie al cielo ce ne sono tanti, ma io associo una svolta nella mia vita alla lettura di un libro di Gary Paulsen. E quindi da quel giorno poi insomma ce n'è voluto di tempo perché io elaborassi un pochino di più conoscenze e strategie in merito, però da quel giorno, Nelle terre selvagge di Gary Paulsen è sempre il primo libro che presento in ogni classe in cui inizio il laboratorio di lettura, e anche a me faceva davvero tanto piacere iniziare la chiacchierata così. Grazie. E quindi ti ha cambiato non tanto e non solo un grande autore, ma in realtà una nuova relazione, perché è stato il prendere il consiglio di qualcuno da cui non ti aspettavi di ricevere un consiglio. Assolutamente, assolutamente.
Guarda, noi stiamo parlando oggi di lettura per ragazzi. Siamo partiti con una doverosa premessa, che è quella che stiamo, come dire, cercando di raccogliere dei contributi perché, insomma, sempre più ragazzi leggano e sempre, insomma, più cittadini, consapevoli e aperti al mondo crescano. In realtà poi, tu l'hai già detto benissimo, anche questa premessa che è giustissima, parte già da una lettura parziale, perché se noi in realtà andiamo a vedere i nostri dati disastrosi sulla lettura, i dati Istat, che immagino molti di voi avranno visto, ma altrimenti si possono facilmente riassumere in un dato, cioè che in Italia il 40% degli italiani legge almeno un libro al di fuori degli obblighi scolastici e professionali, il che significa che il 60% degli italiani non legge nemmeno un libro l'anno al di fuori di obblighi scolastici e professionali. Poi, se andiamo invece a vedere bene, leggere bene dentro i dati più scorporati dell'indagine Istat, viene fuori che i ragazzi sono già i più forti lettori che abbiamo. La fascia 11-18 è quella che tiene un po' di più alte le nostre statistiche disastrate. Quindi già partire da una posizione in cui non siamo quelli che dobbiamo, insomma, in qualche modo spiegare ai ragazzi che devono leggere, ma ci mettiamo insieme a loro in discussione per, conoscere, incontrare sempre più storie, direi che potrebbe essere già il primo punto per impostare la discussione. Certo, certo, la relazione è stata fondamentale, come lo è per me ogni giorno. Sì, il ruolo dell'adulto in questo è davvero molto importante se sa essere un ruolo non cattedratico, ma un ruolo di facilitatore, un ruolo che, come dire, associa la parola, l'indirizzo all'ascolto, e senza di questo è impossibile pensare di costruire qualcosa di concreto. Per dare là alla chiacchierata, e poi ti lascio di nuovo la parola, ti dico questo, che a me piace sempre citare quando nelle formazioni che faccio agli insegnanti, ai bibliotecari, anzi saluto Loris che ha detto che mi ha ascoltato, e questo mi ha fatto molto piacere. La frase di un'insegnante americana che si chiama Penny Kittle, che è insomma una delle insegnanti che ha teorizzato e messo in pratica il laboratorio di lettura un po' sul modello anglosassone. Lei dice teenagers want to read if we let them, cioè i ragazzi vogliono leggere se noi glielo permettiamo. Questo significa che il ruolo dell'adulto deve essere quello a volte di farsi da parte, cioè di aiutarli, ma poi saper mettersi da parte, perché a volte il ruolo dell'adulto, mi dispiace dirlo, ma è così, e io me ne sono accorto proprio sulla mia pelle, a volte il ruolo dell'adulto cioè a volte l'adulto finisce per essere un ostacolo. Io in quel momento, nel momento in cui portavo Il barone rampante a ragazzi di prima e seconda, libro che adoro, sia detto tra parentesi, non vorrei ingenerare insomma equivoci, ma nel momento in cui portavo portavo esclusivamente quello, portavo Il barone rampante a ragazzini di prima o seconda media, non ero un facilitatore, e magari poi pretendevo che lo leggessero, non ero un facilitatore, ero un ostacolo. Allora poi magari da qui possiamo partire per provare a ragionare senza ovviamente nessuna pretesa di avere la verità in tasca, ma per dire che cosa invece si può fare per fare qualcosa di diverso. Sì, a me piaceva tantissimo questo esempio che hai fatto in realtà, perché credo che sia il cuore del cambiamento e delle possibilità che abbiamo. È un libro che uno ama tanto e che ha voglia di fare incontrare a qualcun altro. Però anche quando, per esempio, io e Matteo ci troviamo in una giuria e possiamo avere gusti diversi rispetto... Sulla spiaggia qualche volta nelle camminate. Esatto, e possiamo avere gusti diversi rispetto ai libri. Una cosa che è straordinaria è l'incontro della relazione, che è quello che ragazzi e insegnanti
o ragazzi e adulti privilegiati, come nel mio caso, hanno la possibilità di avere sul territorio dei libri. È logico che però la relazione ha due parti, quindi se io ti consiglio qualcosa, devo anche saper ascoltare quello che tu puoi consigliare a me. E l'esempio di Matteo rispetto al suo studente e a Gary Paulsen è da questo punto di vista un esempio perfetto, perché sennò sarebbe ancora sulle barricate insieme ai classici che in quel momento non riuscivano a parlare ai ragazzi. Credo che una cosa molto bella che ci regala la lettura ad alta voce sia anche questa condivisione. In parte il fatto che appunto possiamo ritornarci dentro, perché noi adulti abbiamo letto magari quel libro da ragazzi in un momento particolare o lo abbiamo letto da adulti quando eravamo all'università e pensiamo che possa essere adatto ai ragazzi che abbiamo davanti, ma ogni volta secondo me dovremmo chiederci se è adatto a quegli occhi che stiamo incontrando, a quel carattere, a quella storia di vita, perché ognuno di noi è profondamente diverso e non è detto che quel libro possa parlargli veramente. E andare a rileggerlo, perché se io lo consiglio, io me ne sono innamorata magari a 13 anni, ma io non sono la stessa persona oggi di quella che ero a 13 anni e i ragazzi magari non sono gli stessi e quindi ho bisogno ogni volta di fare in modo che questo sia un incontro, il mio con il libro, quello dei ragazzi con il libro, il nostro, e credere, secondo me, in maniera molto forte nel fatto che prima di tutto quando ti porto dentro una storia, ti sto portando dentro qualcosa che dovrebbe toccarti tanto e io devo essere lì con te a fare in modo che insieme ci tocchiamo e condividiamo questa cosa e crederci fino in fondo, avere ancora quei parametri per poterci di nuovo entrare e non solo essere innamorata dell'emozione che mi ha dato quando ero ragazzo o del fatto che mi hanno detto che obbligatoriamente dovrò conoscere quel libro. Perché magari in realtà può anche essere che quel libro si incontri più avanti e che sia un classico che adesso non è pronto ad incontrarmi, ma che potrò vedere, leggere e esperire più avanti. Stavi per dire? Assolutamente, guarda, quando tu hai parlato di condivisione mi è venuta in mente un'altra cosa che non avevo pensato di dire, ma poi insomma si possono fare tutti i progetti che si vuole, ma poi le chiacchierate giustamente prendono vita nel momento in cui si fanno. Sì, anche questo io non lo sapevo e l'ho scoperto, e quindi porto lì un'altra testimonianza, ricordo. Io sono un fortissimo lettore dai tempi delle superiori, in realtà non tanto dall'età che hanno gli alunni con cui mi confronto adesso, ma avevo sempre vissuto la lettura come un atto solitario, no? Come un atto molto intimo. Non avevo mai sperimentato un momento vero, sì, qualche volta mi era capitato con un amico, certo, però un momento vero di condivisione di gruppo dell'esperienza di lettura. E anche lì, anche su questo mi sono stati maestri i miei alunni. Non so, forse qualcuno di voi saprà che spesso il mio nome viene associato, no, a un gruppo, a un'esperienza che ha insomma una sua visibilità sul web, a proposito di spegniamo il computer, che si chiama Qualcuno con cui correre. Un po' troppo cheap per essere un gruppo nato in Toscana, lo so, ma ormai è un po' tardi per cambiare, per tornare indietro. Questo nome e questo gruppo è nato perché una classe, non quella classe lì, una classe successiva, la prima con cui avevamo davvero sperimentato questo momento di condivisione costante di esperienze di lettura, cioè una sorta di salotto letterario in classe, a quei tempi una volta alla settimana, adesso ancora di più. Alla fine dei 3 anni mi dissero: ma noi prof vorremmo continuare, vorremmo che questa esperienza non finisse con i 3 anni della scuola media. È per quello che decidemmo poi di fondare il gruppo, di aprire il sito e così via, ma la faccio breve. Quando arrivammo a scegliere il nome per questo gruppo, sì, venne fuori questo Qualcuno con cui correre, che insomma, molti di voi sapranno, è il titolo di un romanzo di David Grossman. Ma sì, quel libro un paio di lettori forti, di lettrici forti di terza media lo avevano letto, certo, perché altrimenti non ci sarebbe stato l'aggancio, ma non è tanto importante il libro. Ai ragazzi e alle ragazze che proposero questo nome
di questo nome piacevano le prime 3 parole, no? Qualcuno con cui, proprio perché avevamo sperimentato sulla loro pelle, avevamo sperimentato come gruppo che veramente l'atto della lettura si compie, nel senso arriva in fondo quando noi l'abbiamo poi condiviso con altri. E vabbè, parlerei per delle mezz'ore, ma do di nuovo la parola a Vera su questo e poi magari torniamo a 3 parole chiave che spesso prendo in prestito da Chambers per tracciare una piccola via operativa. Ma io credo che il cuore sia stato toccato adesso, cioè è sempre una questione di relazione. Se io uso il computer anche come relazione, allora io non occorre che lo sostituisca al libro, anzi, tante volte in realtà questo titolo che abbiamo per questo incontro forse calzerebbe molto di più addosso a noi adulti, sempre per quello che tu dicevi rispetto a leggiamo un libro, ma anche per la fatica che abbiamo a spegnere quelli che sono i computer, i device. Poi i genitori quando vengono in libreria mi dicono vabbè, ma a me serve per lavoro, oppure mi serve per la mia rete di relazioni. E ai ragazzi serve per scuola o serve per la loro rete di relazioni? Poi mi dicono io non ho tempo di leggere, mi piacerebbe, ma non ho tempo come loro. Ma loro sono quelli che vanno a scuola un tot di ore, poi devono studiare, poi hanno magari lo strumento musicale, poi hanno l'attività perché hanno, non so, lo sport, ed è bellissimo perché è bello avere un arcobaleno di interessi e di possibilità che si aprono davanti, per cui io posso decidere quest'anno di fare una cosa e poi di sperimentarne un'altra, oppure di portare avanti le mie grandi passioni. Però riescono anche a leggere, perché riescono a ritagliarsi quel tempo in cui sanno che una storia può portarti dentro in un immaginario, e leggono in qualsiasi forma. Io adesso, grazie ai miei lettori, sto iniziando in maniera molto goffa a diventare una lettrice di manga, cosa che fino a questo momento non ero, anche tu, ecco, e a scoprire un mondo. E il mondo che ti può raccontare un diverso tipo di narrazione è come, credo, quello che hanno sperimentato a inizio del secolo quando è nato il cinema. Noi cambiamo il paradigma in cui entriamo quando viene disegnato qualcosa in una direzione diversa. Pensate all'esercizio di apertura mentale che ci fa andare nella direzione completamente diversa di lettura. Sono occasioni. E io credo che questo territorio di relazione ci regali prima di tutto l'occasione di entrare dentro in un luogo dove tutti quanti siamo neofiti. Io adulto posso portarti le letture che mi piacciono molto, tu puoi portarmi le letture che ti piacciono molto e lì ci incontriamo, ovviamente senza l'obbligo, perché io ragazzo non ti sto dando gli esercizi da fare e quindi non posso chiedere neanche a te adulto di darmi un esercizio nel senso più obbligato del termine. Certo, ci possono essere dei modi per conoscere a fondo i libri. E la scuola da questo punto di vista può darmi il modo di fare tutto quello che farei in maniera noiosa su un testo e invece andarlo a vedere con lo scopo che ha. Perché io guardo il protagonista? Perché io vado a vedere i tempi verbali? Che cosa mi porta dentro andare a vedere come è costruita una frase? Diventare un lettore competente mi dà la possibilità, prima di tutto, di salvarmi in ogni momento, perché io comincio ad avere delle chiavi per leggere il mondo dopo. Benissimo, proprio assolutamente vero, mi ritrovo al 100% in quello che hai detto. Allora, mi dicevi ieri, no? Preparando un po' questa chiacchierata, proviamo a ipotizzare, no? Una chiacchierata in cui da insegnante, no? Proviamo a identificare qualche elemento, insomma, che possa aiutare l'insegnante a essere un facilitatore nella costruzione o nel consolidamento o nel non perdere i lettori. A volte la scuola secondaria ha proprio questo triste primato, no? Quello di non solo di non costruirli, ma di perderli, i lettori. Io mi affido ad Aidan Chambers, insomma, scrittore, formatore, esperto inglese che molti di voi conosceranno e comunque che è un faro per chi fa questo lavoro. E a lui prendo
in prestito 3 parole chiave tratte da una rappresentazione grafica che si trova nel lettore infinito, che si chiama il cerchio della lettura. Scelta, tempo e condivisione. Cercherò di essere breve, ma se vuoi Vera poi insomma, mi interrompi quando vuoi, frammentiamo. Scelta, sì, la prima cosa che dobbiamo ai nostri ragazzi è la possibilità di metterli davanti a tante storie diverse, diverse per temi, per linguaggi, per livello di complessità, e quindi non abbiamo paura di mettere davanti ai nostri ragazzi graphic novel, persino albi illustrati, libri di divulgazione, ma persino riviste. Non esiste solo il romanzo, e i romanzi ci sono romanzi molto, molto diversi tra di loro. Perché questa scelta si possa compiere fino in fondo, i libri non solo devono esserci, questo Chambers ce lo dice benissimo, ma devono essere accessibili. Essere accessibili vuol dire che la biblioteca scolastica, se c'è ed è ben fornita, deve essere frequentata costantemente, da insegnante, come dire, che lavora insomma, da molti anni con il laboratorio di lettura, sullo stile un po' anglosassone, direi meglio se la biblioteca è in classe, proprio perché i libri, crescere in mezzo ai libri aumenta, diciamo, anche solo per trovarci in mezzo, sembra una battuta ma non lo è fino in fondo, le competenze di lettura. Ma per essere pienamente accessibili serve, ecco l'adulto facilitatore, questo sì, serve che le storie vengano presentate ai ragazzi. Quindi serve davvero che noi per primi le abbiamo lette e portiamo in classe davvero le storie che ci hanno convinto, che ci hanno appassionato, o che ovviamente pensiamo che in qualche modo possano avere delle carte per appassionare i nostri lettori, e presentiamoli perché chi lavora con una biblioteca di classe e sa e ha sperimentato sa benissimo che i libri che vengono presentati direttamente agli alunni saranno presi d'assalto, mentre i libri non presentati restano un po', diciamo, nell'angolino della biblioteca di classe. Ma dirò di più, i libri, la presentazione del libro è qualcosa su cui noi dobbiamo lavorare bene, ci dobbiamo esercitare, va preparata, perché quando noi presentiamo efficacemente un libro avremo i ragazzi che saltano sulla cattedra per accaparrarselo. Se lo presentiamo male, l'abbiamo bruciato. Quindi scelta, direi, davvero tante storie diverse e che l'adulto faccia davvero il lavoro di mediatore e che faccia incontrare davvero le storie e i ragazzi. Non so se passo... Ecco, bravo, perfetto. No. E ricordando che, come diceva una tua collega, che anche lei è formatrice, tutto questo non è un lavoro in più. Cioè non stiamo dicendo che questa è una parte, perché comunque sia l'educazione alla lettura è parte dei punti di quello che è un programma che andrebbe fatto, forse ancora di più del nozionismo. Guarda, l'avrei detto a tempo, ma è benissimo che tu abbia toccato questo punto, perché è assolutamente centrale, cioè ormai sempre meno, però ai primi anni facevo formazione, mi capitava di sentire sì, ma ci ha raccontato delle cose bellissime, ma io però non ho tempo. E mi veniva da dire, ma non hai tempo esattamente perché? E lì viene fuori tutta una serie di retaggio che ci portiamo dietro, ma guardate che cioè non è, come dire, arrivato il maestro a fare lezioni, a giudicare il lavoro degli altri, no, è che cioè, è normale, cioè lo scostarsi dal si è sempre fatto così è difficile per tutti, lo so benissimo. Poi però uno si prende, il programma non esiste più, e vabbè, lo sappiamo da tanti decenni, però poi uno si va a prendere il testo che di fatto è il programma e sostituisce il programma, cioè le indicazioni nazionali per il primo ciclo, per il curricolo, scusate, mi veniva la parola, e si trovano delle parole meravigliose sulla lettura, meravigliose. Invito i colleghi che non ce le avessero presente ad andarsene a prendere, perché si dice proprio che l'educazione alla lettura deve occupare tanto tempo, e si dice che si deve leggere ad alta voce fino alla terza media, io parlo del primo ciclo, poi c'è anche il secondo grado, ma
Si dice che si deve favorire la lettura autonoma e si dice che si deve fare tutto questo senza alcuna finalizzazione, questo cito a memoria, al solo scopo di alimentare il piacere di leggere. Quindi le schede di libro non sono nel programma, quindi gli esercizi non sono nel programma, ma nel programma c'è scritto di favorire la lettura senza alcuna finalizzazione. E le indicazioni nazionali lo dicono bene, arrivavo al secondo punto, il tempo. Il tempo per la lettura si deve trovare a scuola, perché nelle indicazioni nazionali quello c'è scritto, altre cose non ci sono scritte, ma quello sì. Mi viene da dire che per troppo tempo la scuola italiana ha relegato al di fuori della scuola la scrittura e la lettura. No? Io andavo a scuola, si facevano i temi, tra un tema e l'altro non è che a scuola si lavorasse tanto sul... E lo stesso sì, si deve leggere, è importante leggere però a casa, oppure magari si parlava di lettura solo a fine anno, no? Con le liste, questo poi aprirebbe un capitolo a parte. Ma in realtà, se ci riflettiamo, facendo così, noi non facciamo altro che aumentare in maniera drammatica il gap tra chi a casa ha delle possibilità, delle risorse, una famiglia che segue e i ragazzi che invece questa possibilità non ce l'hanno. E andiamo contro quello che la Costituzione ci chiede di fare, cioè di rimuovere gli ostacoli. Per cui il tempo per la lettura è un tempo a scuola, anche per la lettura autonoma, anche 20 minuti, ci sono dei progetti bellissimi, Ridon, ma c'è un progetto di Testi Fioriti, ce ne sono tanti, anche per la lettura autonoma 15, 20, 25, non è tempo perso, è tempo che anche a volerla vedere dal punto di vista dell'insegnante ritorna su competenze che poi si possono veramente anche misurare. Ma Infatti a me veniva da citare proprio Ridon, perché l'Italia è uno dei 5 paesi europei che ha fatto questo straordinario progetto a livello internazionale per primi e che ha portato quest'idea dei 20 minuti al giorno di lettura libera in classe, dati non solo dall'insegnante di lettere, ma da tutti gli insegnanti, perché la capacità di lettura è quella che ci permette di saper leggere un problema di matematica. La capacità di lettura di un albo illustrato ci aiuta a leggere un'infografica scientifica. La capacità di lettura di un'opera d'arte passa anche attraverso tutto quello che è il patrimonio visivo che mi è capitato davanti. E la cosa bellissima di tutto questo è che diventa un gesto di imitazione, perché quello che viene chiesto in quei 20 minuti è che anche l'insegnante di matematica si porti un libro o una lettura che ama, che va al di là di quelle che possono essere le conoscenze che gli vengono richieste come insegnante di matematica, ma che sia semplicemente un leggere, perché leggere è un tempo investito, è un tempo di futuro, oltre che di presente. Assolutamente. E la terza parola, su cui abbiamo già detto tanto, è proprio condivisione. Condivisione nel senso proprio, intendendo l'idea che proprio condividere sia informalmente che formalmente, con proprio delle conversazioni, diciamo, strutturate sui libri, oppure produrre, perché lo diceva bene Vera prima, c'è un mondo tra la scheda libro no, valutata, dove io sostanzialmente ti chiedo, sostanzialmente un esercizio, scusate, sono a scuola, ogni tanto sono al telefono, è sostanzialmente un esercizio di controllo tra la scheda libro valutata e il non sostare e non fare nulla per sostare ancora un po' all'interno di una storia. Ce ne sono mille di esperienze, di restituzioni, di attività che si possono chiedere ai ragazzi anche gratuitamente, e più gratuitamente gliele chiediamo e più volentieri le portano a termine, per continuare a confrontarci su quelli che sono gli elementi di una storia, i personaggi, l'ambientazione, il tema, il messaggio. E quindi produrre, favorire momenti in cui i ragazzi possano condividere le esperienze di lettura, soprattutto su lettura ad alta voce, quindi letture che insomma tutta la classe ha in qualche modo, di cui tutta la classe ha in qualche modo fruito, sono momenti assolutamente che costruiscono competenze e formano lettori, perché di ragazzi che all'inizio del percorso mi dicono: prof, io non amo leggere, a me leggere fa schifo, ne ho incontrati tanti,
e lo capisco, perché comunque leggere è una competenza che richiede fatica, non è una competenza innata, e quindi bisogna un po' capire cosa c'è dietro, no? Questo punto di partenza così tranchant. Però ragazzi che non si appassionano alle storie, ora mi dispiace non avere interazione diretta con i ragazzi che sono in sala, ma ragazzi cui non piacciono le storie, io di questi non ne ho ancora conosciuti. E quando i ragazzi ti dicono così all'inizio di una prima media, poi tu attacchi con la prima lettura ad alta voce, ecco che tutto questo fastidio per la lettura svanisce e non c'è niente come la lettura ad alta voce che fa comunità. Io ho preso una prima media in questo primo mese, ora insomma lo dico perché così, giusto per mettere in, per mettere in comune le esperienze. Non ho fatto test ingresso, non ho ancora dato un voto. Cosa ho fatto? Ho soprattutto letto ad alta voce. Abbiamo quasi finito un romanzo, abbiamo letto degli albi e vi devo dire che davvero intanto questa classe sta già diventando un gruppo e una comunità. Per tutto il resto arriverà con calma, ma non mi sento di aver perso tempo, ecco. E io aggiungo anche così, per chiudere questa condivisione che hai messo e che poi adesso apriamo a quelle che saranno le domande, c'è questo spazio della condivisione molto bello dove anche io adulto quell'esercizio che ti chiedo posso farlo, perché alle volte posso anche far vedere che quindi non è una cosa da cui io mi aspetto un voto, io mi aspetto te come persona e può essere che tu come persona riesca a fare un'analisi migliore della mia, perché siamo in un territorio in cui andiamo scoprendoci e magari a notare dei punti che io non avevo notato e che quindi credo che questa sia la grandissima forza, il gioco che magari possiamo invitare a fare entrati in classe, anche la classe che è lì, che ci guarda e che ci sta ascoltando, di un dire davanti anche un brano molto piccolo, vedere come noi ci incontriamo, adulti e ragazzi, preside, e possiamo vedere come lo viviamo in base a quello che abbiamo vissuto prima, perché alla fine, come dicevi tu, non c'è un non amante delle storie. Una grande antropologa dice: noi narriamo da quando nasciamo, narriamo nel narrare ad un amico quello che è successo ieri, narriamo nel raccontarci le storie di famiglia, narriamo ascoltando un brano musicale che ci racconta qualcosa o andando a... Scusa? Dimmi? Nell'inventarci una scusa con i nostri... Nell'inventarci una scusa con un insegnante. Che straordinaria narrazione c'è che dobbiamo riuscire a mantenere per essere credibili. E in ogni momento noi narriamo o ascoltiamo delle narrazioni e il cinema, ad esempio, appunto la musica, ci danno delle altre forme di narrazioni. Nel libro noi aggiungiamo forse dei dettagli in più, perché abbiamo l'occasione di immaginare tutto quello che il libro, appunto, come dicevamo nell'apertura di Gary Paulsen, non ci può dare. Noi siamo agenti attivi e quindi abbiamo anche l'occasione di fare quella strada insieme e provare a vivere quella strada come se fosse un'avventura. Io direi che ci fermiamo e vediamo se ci sono delle considerazioni che arrivano, altrimenti io e Matteo potremmo andare avanti a chiacchierare. Sì, grazie intanto ad entrambi. Mi è molto piaciuto due riflessioni che avete fatto, il fatto di aprirsi un po' alle novità e quindi soprattutto i manga che sono stati citati. So che qua alla scuola media iniziano a diventare un oggetto di interesse molto forte da parte dei ragazzi e delle ragazze, e quindi il fatto di essere consapevoli ma anche capaci di aprirci un po' alle nuove occasioni, ai nuovi spunti che ci arrivano anche dai nostri ragazzi. E poi l'altro punto importante che mi è piaciuto è quello che dobbiamo essere noi adulti i primi a leggere, e quindi leggere insieme o comunque farci portatori del piacere della lettura. E quindi grazie ad entrambi.
Io lascerei la parola, prima di vedere se ci sono delle domande anche dai ragazzi qua in sala con noi, lascerei la parola alla professoressa Di Paolo per se ha delle domande o delle sue osservazioni. Sì, prima di tutto volevo ringraziare per gli spunti, soprattutto nell'ambito della scuola. Ho preso anche degli appunti, devo dire la verità. L'adulto non deve essere un ostacolo, ecco, questo mi è piaciuto tantissimo, ma deve essere un facilitatore. In particolare nella scuola. Perché nella scuola? Perché nella scuola noi, gli insegnanti soprattutto, riescono a raggiungere tutti i ragazzi, sia i ragazzi che vivono magari in un ambiente familiare abituato alla lettura, ma soprattutto quelli provenienti da famiglie di non lettori. I consigli che il professor Biagi ha dato agli insegnanti, soprattutto gli insegnanti di lettere, ma non solo gli insegnanti di lettere, ma tutti gli insegnanti, di leggere in classe, è un ottimo consiglio. Anche le parole chiave mi interessano moltissimo, quindi la scelta, il tempo e la condivisione. Posso dire inoltre che un altro spunto che ho preso dal professore è le sue parole, quando ha detto che di letteratura per ragazzi non sapevo nulla, quindi all'inizio del suo percorso come insegnante. Qui devo dire che riguarda molto la formazione iniziale, penso, dell'insegnante, perché la formazione iniziale dell'insegnante è una formazione trasmissiva, è una formazione basata soprattutto sulla conoscenza. Non si guarda all'empatia, non si guarda al ragazzo, ecco, a quello che può piacere ad un ragazzo. Poi abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di computer e spegniamo il computer, è il titolo del nostro incontro. La tecnologia ed internet in un certo senso hanno reso accessibile a tutti la conoscenza, anche in libri, perché ci sono molti book che possiamo prendere in internet. Noi sappiamo che chiunque, anche i ragazzi lo fanno molto spesso, basta digitare una parola chiave, quindi abbiamo tantissime informazioni, però manca qualcosa, secondo me, e manca, la lettura ci aiuta in questo, manca proprio la capacità di comprendere quello che noi poi andiamo a trovare in internet e tutte le informazioni che ci vengono da questo strumento. E secondo me lì ci aiutano i libri, perché i libri ci aiutano a pensare e i libri ci aiutano, sviluppano nei ragazzi un'intelligenza emotiva, un'intelligenza linguistica, ma anche un'intelligenza logica. Ecco, detto questo, rivolgo a questo punto la domanda. Abbiamo parlato sì di scuola. La domanda secca, ma come formare nuovi lettori allora a questo punto? E quindi come anche la famiglia, la scuola abbiamo già ricevuto dei consigli, come la famiglia può abituare i giovani di oggi a parlare anche in famiglia di libri e a condividere esperienze di lettura? Beh, io comincio con una cosa piccola in realtà, ed è la stessa che ha detto Matteo. Cioè, se noi dobbiamo come dire, formare lettori, è la questione sempre del condividere. Le famiglie che vengono in libreria dove i genitori stessi leggono le cose che leggono i figli, le cose che leggono i figli magari che vanno alle medie, e lasciandogli però uno spazio di autonomia, cioè leggendole se a loro va bene, e quindi se loro hanno voglia di un territorio non solo di consiglio, ma anche proprio di vita insieme, di chiacchiera, allora formano grandi lettori e ne hanno voglia di solito se questa cosa si è costruita prima. È un cammino che si costruisce nel tempo, perché è un cammino di fiducia. Io ti parlo di me, mi confido con te se mi fido di te, e quindi se credo che quello che ti dirò rispetto ad un libro possa essere qualcosa che tu raccogli senza giudicarmi. E l'altra cosa
che ancora funziona, ed è anche lì, già prima citavamo Pennac, è il continuare a leggere ad alta voce. Continuare a leggerlo, perché se abbiamo detto che a un anno era un gesto d'amore, non capisco perché non possa essere un gesto d'amore a 10, a 13, a 14, a 25, a 50, e quindi riscoprire anche il fatto che si può leggere ad alta voce come modo per stare insieme, dove io che ho trovato qualcosa di particolarmente bello, te lo leggo perché per me ha un valore, e quindi in quel tempo spengo il telefono, spengo la televisione, spengo tutto per darci entrambi quel tempo di relazione che ci permette di condividere un qualcosa di bello, esattamente come se andassimo al cinema, ad esempio, e quindi rincontrandoci in un tempo dedicato. Credo che questo sia un modo di lettura, ma sia un modo di cura generale che può darci il libro come incontro. Qualunque cosa io aggiungessi a quello che ha detto Vera sarebbe rovinare una risposta perfetta. Aggiungo solo però, cioè prendo la parola solo per ringraziare la dirigente delle parole che ha detto prima e soprattutto per aver detto una cosa che dico molto spesso anch'io, che non ho detto stavolta, ma che condivido in pieno, cioè quando ha sottolineato la funzione della scuola, scusate se faccio un passo indietro, quando dice che solo a scuola noi come dire, raggiungiamo veramente tutti, compresi i non lettori, no? Provenienti da famiglie di non lettori, quelli cioè, o li becchiamo a scuola o non li becchiamo più, quindi la centralità della scuola, questo è importante per un docente. E quando poi la dirigente ha parlato della formazione iniziale, sì, sono assolutamente d'accordo, non solo per un problema di eccesso di trasmissività, ma anche perché la formazione, ora io mi sono abilitato, scusate il tecnicismo, mi sono abilitato con la SIS, insomma, quasi 20 anni fa, e non so se le cose sono cambiate, ma il problema principale è che manca, perlomeno nella mia esperienza è mancato tremendamente, ma credo sia ancora un po' così, una specificità della preparazione degli insegnanti che devono lavorare con i preadolescenti. Cioè questo fatto che la carriera dell'insegnante di scuola secondaria è una carriera unica, per cui questo ovviamente facilita il passaggio tra un ordine all'altro, però troppo spesso mortifica la preadolescenza. Noi assistiamo a formazioni e preparazioni in cui ci insegnano a lavorare con i diciottenni, sedicenni, diciassettenni, diciottenni, e poi, come dire, vabbè, calerete un po', adatterete un po'. Io in 2 anni di SIS non ho mai fatto una simulazione sui dodicenni, sui tredicenni, era tutto calato sul secondo grado. Quindi non è assolutamente imputabile ai miei colleghi, no? Il fatto di non conoscere la letteratura per ragazzi, perché o lo si fa per passione volontaria o nessuno ce lo insegna. Quindi questo è un problema davvero enorme di formazione iniziale degli insegnanti. Devo dire che Matteo ha tirato fuori il punto che era piaciuto tantissimo anche a me dell'intervento della dirigente, perché credo che io e Loris partiamo con un'invidia folle nei vostri confronti, perché voi incontrate tutti i possibili lettori. Da noi già arrivano quelli che sono stati portati o che nel mio caso verranno a prendere un regalo, o nel caso di Loris appunto capitano in biblioteca per un'occasione, per un tam tam di un amico, perché vengono al gruppo di lettura, ma non viene l'intera classe a meno che non ci sia quel docente che decide che questa è un'esperienza, perché è anche un'esperienza di cittadinanza. Vivere i negozi è un'esperienza di cittadinanza perché è vivere la comunità, ma ancora di più vivere la biblioteca è un'esperienza di grande cittadinanza, perché è l'unico ufficio che in realtà è una piazza di incontro. E vedo che Loris voleva aggiungere qualcosa. Sì, grazie Vera. Grazie Vera, e davvero quello che dice la DS, la dirigente, cioè, è il segno che dobbiamo interagire e lavorare assieme, quel pensiero della biblioteca che va a scuola, perché Matteo giustamente fa presente come devono essere esposti ai libri, devono trovare questa dimensione. Allora, pensare che noi biblioteca possiamo in qualche modo collaborare con una scuola per fare in modo che siano presenti proprio a scuola dei libri. Ci sono varie formule su cui si può ragionare,
e mi rincuora, mi dà ancora più forza aver sentito quello che è uscito da questo incontro, e soprattutto siamo dentro a una scuola, c'è una classe che ascolta, e la biblioteca vuole in ogni modo poter recitare la sua parte, perché ci crediamo molto anche noi. I gruppi di lettura sono partiti, è vero, abbiamo dei bei numeri, però la formazione e la presentazione dei libri, altri due passaggi davvero importanti che, se ti ricordi, Vera, nel nostro progetto c'erano. I libri vengono presentati ai bibliotecari, ma perché non riusciamo a presentarli direttamente ai docenti di questa scuola dove siamo adesso? Proviamo a pensare in questo modo: perché non pensiamo a percorsi di formazione per docenti e bibliotecari che ci facciano trovare pronti per rispondere alle aspettative della platea dei ragazzi che è lì, e che poi ci stimola, ci dà tutti, cioè, sempre pronti a rinnovarci, questo sicuro, impariamo da loro. Comunque grazie davvero, perché aver sentito voi, volevo fare delle domande, ma avete già detto tutto. La lettura ad alta voce, la condivisione, grazie, sono onorato. Grazie a tutti. E abbiamo due suggestioni da parte dei ragazzi della prima C che sono qua presenti in sala con noi, che rilancio al professor Biagi e a Vera. Allora, la prima è, ve le leggo tutte e due insieme, poi vi lascio la parola. Abbiamo capito che gli esercizi sul libro letto sono inutili, è così? E la seconda è: non siamo affatto abituati a leggere ad alta voce. Lascio a voi la parola. Domanda scottante. No, non ho detto questo, nel senso che altrimenti devo tenermi buone, insomma, le relazioni, altrimenti scateniamo la rivoluzione in prima C e no. A parte gli scherzi, gli esercizi sul libro non sono inutili, nel senso che sono esercizi pensati per come dire, potenziare la competenza di comprensione, d'accordo? Quindi in questo senso non sono inutili. Quello che ho detto io è che le competenze di comprensione si possono potenziare in tanti altri modi, che nello stesso tempo però non vanno contro diciamo, il piacere della lettura. Ecco, non sono così sicuro che gli esercizi sul libro in cui si deve dare la risposta esatta lavorino proprio nel senso del piacere della lettura. Certo, lavorano sulla comprensione, sapete ragazzi, avete già fatto prove invalsi, ne farete ancora. È chiaro che mirano a quello, ed è chiaro che è importante dimostrare e imparare a comprendere bene un testo, ma lo si può fare in tanti modi. Per la lettura ad alta voce lo so, perché anch'io ho dovuto fare questo passaggio su di me, l'ho imparato studiando un po', in questo percorso di autoformazione in cui mi sono trovato a un certo punto inserito, perché avevo intrapreso una strada dalla quale non si tornava indietro. Questo davvero però mi sento di consigliarlo agli insegnanti, senza arroganza, senza superbia, ma quello di provare a scegliere un libro insieme e leggerlo ad alta voce, perché vedrete tutti insieme che è un'esperienza davvero significativa. Faccio la mia parte adesso, allora. A me verrebbe da dire: non sono gli esercizi, è il come sono gli esercizi. Se tu su una pagina semplicemente mi chiedi quante mele ha mangiato Giorgio nel capitolo 3, io, se so prima che quelle sono le domande, avrò un tipo di lettura che non è una lettura, è andare a cercare delle informazioni. Allora, se io sto facendo quell'esercizio per cercare delle informazioni e sapere che cosa devo imparare, mi può stare bene. È diverso magari scegliere dei passaggi. Ci sono sempre i momenti giusti, no? Come quando uno sta facendo una ricetta. Uno non può prima infornare e poi sbattere le uova. Uno deve andare con dei passaggi. Allora uno può leggere un passaggio particolarmente bello, oppure può leggere insieme un libro e leggerlo ad alta voce.
e mettere insieme, adesso metto insieme le due cose della domanda che avete fatto. Quindi intanto lo leggiamo ad alta voce. Poi c'è un secondo livello, dove andiamo magari a chiacchierarne insieme di quel capitolo che abbiamo letto ad alta voce. Poi è possibile che io, insegnante, decida di farvi diventare dei lettori competenti. E allora, su quella stessa cosa dove noi siamo già entrati, è possibile che vi faccia delle domande. Però voi vi siete già goduti quel pezzetto, io non vi sto rubando niente a quel punto, vi sto dando semplicemente la possibilità di concentrarvi nei particolari. A quel punto andare a vedere che le mele sono 4 diventerà un concentrarsi sui particolari, perché in fondo li abbiamo detti e ridetti, e non una fatica di concentrarsi semplicemente sul dettaglio. Altrimenti è come se guardaste un quadro di Seurat, del puntillismo. Quando voi avete tanti puntini e andate a vedere solo il puntino, vedete il puntino. Se vi mettete distanti, i puntini danno l'immagine di un picnic sull'erba. Quello forse è quello che può interessare più di tutto, vedere come riusciamo a mantenere il quadro bello, anche se dentro ci mettiamo la capacità di vedere come è stata fatta la pennellata. Grazie, grazie. E abbiamo un'altra osservazione da parte di uno dei ragazzi, sempre della classe qua presente, quindi ve la vado a leggere e poi andiamo verso la conclusione con i saluti finali. Un ragazzo dice: leggere è una bella esperienza perché ti fa imparare cose nuove e non ti lascia rimbambito davanti a uno schermo. Però è brutto quando leggi perché sei triste e vorresti consolarti ma non ci riesci. Non so se volete commentare questa riflessione di questo ragazzo. Vera. Ah beh, io provo due forme di tristezza, allora poi vediamo qual è. Quella di quando non posso condividerlo, e io mi ritengo una persona molto fortunata perché per quanto io debba leggere le novità, quindi molto spesso non incontri subito dei lettori con cui confrontarmi, poi ho dei gruppi e qui signori, torniamo a dire che il computer o il telefono non posso spegnerli perché ho magari un gruppo WhatsApp in cui c'è dentro anche Matteo e in cui ci consigliamo i libri e ci confrontiamo sui libri, e questa è la prima cosa che non mi rende triste. C'è una parte forte invece della tristezza del quando leggo da sola, che però è una parte positiva, perché la tristezza non ha solo momenti o significati negativi. Quando io provo un qualcosa di profondo che in quel momento mi rende triste, mi dà anche la possibilità di vivere un'emozione come la tristezza, portarmela dentro e il mio cervello la immagazzina così bene da darmi un'esperienza per cui se fra un po' di tempo mi accadrà la stessa cosa, io avrò già le risorse, perché poi andando avanti nelle pagine la storia va avanti, per riuscire ad uscire fuori con delle competenze emotive più alte. Poi c'è l'ultima tristezza, che è quella di quando finisci il libro e che ti senti un po' abbandonato. E là l'abbandono è qualcosa che noi sperimentiamo continuamente, quando un amico non ci bada, quando ci sentiamo nel posto sbagliato, quando non ci sentiamo capiti da un insegnante. Però quella forma di abbandono ti dice anche che puoi andare a prendere un altro libro ed entrare in un'altra storia, che ci sarà un altro amico che non ti delude. E quindi credo che anche questa per me sia ancora adesso, e non dipende dall'età che ho, una bellissima metafora di come vivere il qui e ora. Come sempre Vera c'entra il punto, anche per me è centrale quello che ha detto nella seconda risposta, cioè davvero la lettura è un simulatore di esperienze, è un momento in cui siamo davvero capaci di sperimentare in un contesto determinato, circoscritto, direi anche protetto, davvero tutte le emozioni che non dobbiamo pensare di dover rimuovere. Non possiamo pensare di fare a meno della tristezza, perché nel momento in cui la tristezza ci verrà a bussare alla nostra porta non saremo preparati ad affrontarla e allora davvero avrà il sopravvento su di noi. Quindi davvero la lettura ci dà la possibilità di anticipare, vivere tutta l'arcobaleno, rubo ancora una parola a Vera perché è un'espressione bellissima che hai usato prima, tutto l'arcobaleno delle nostre emozioni. Quindi insomma l'ho provata tante volte anch'io, questo tipo di tristezza, e però davvero vi dico insomma che mi è stata utile, perché poi con la tristezza dobbiamo farci i conti. E poi sì, la tristezza che hai citato alla fine, quella dell'abbandono del libro, è una tristezza che però si supera, esattamente come ha detto Vera. Grazie. Però che bella osservazione, complimenti.
Sì, ok. Grazie mille. E allora, verso la conclusione, vorrei chiedere l'ultimo saluto alla professoressa Di Paolo qui in mia compagnia. Sì, io vi saluto e voglio ringraziare per le preziose informazioni da cui prenderò uno spunto. Biblioteca a scuola o scuola in biblioteca, e vedremo anche con le insegnanti di approfondire questo spunto che ci ha dato il professor Biagi ed anche l'altro ospite che adesso mi sfugge il nome. Bene, e vorrei anche lasciare un'ultima parola a Loris Tessari, che è collegato con noi e che ci ha regalato una breve lettura per la conclusione di questo incontro, quindi rilascio adesso la parola per i suoi saluti. Ecco, sì, sono Loris, il bibliotecario, piacere, dirigente, e speriamo di incontrarci presto. Così come con Matteo e con Vera speriamo di avere occasioni per approfondire. Vabbè, ci ho provato a leggere ad alta voce, ho letto una storia del cavolo, spero vi possa intrigare. La fantasia non ha limiti. Ringrazio per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità di essere con voi. E buona giornata a tutti. Grazie, ringrazio quindi in conclusione Vera Salton, Matteo Biagi per essere stati qui in nostra compagnia, averci dato molti spunti di riflessione sul tema della lettura e sulla promozione della lettura per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze sia a scuola ma anche in famiglia. Ringrazio l'assessore alla cultura Antonella Oliana, la professoressa Di Paolo qui in sala con me e Loris Tessari. Prima di lasciarci e ascoltare con molto piacere la storia che chiude questo incontro, vi ricordo gli appuntamenti di oggi che potete sempre trovare descritti e spiegati anche sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e che potete seguire oltre che su Zoom anche sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e sul canale YouTube sempre del Comune di Vittorio Veneto. Iniziamo alle 15 con Emiliano Toso, Ascoltare l'invisibile, la musica a 432 Hz nei contesti educativi. Proseguiamo poi alle 17:30 con Paolo Crepè, Adulto dove sei? E chiudiamo la giornata di oggi alle 20:30 con Ma tu ti fai influencer, il potere e la responsabilità di condizionare i ragazzi con la dottoressa Maura Manca. Ricordo sempre, visto che ricade un po' nel tema dell'incontro di oggi, che alle ore 20, sempre in diretta sui nostri canali social, ci sono una storia con mamma e papà, grazie ai lettori volontari del progetto del gruppo Leggiamoli Forte della Biblioteca di Vittorio Veneto. Io vi saluto, vi aspettiamo qui oggi pomeriggio e vi lascio all'ascolto della lettura ringraziando ancora Loris. Ciao, buonasera a tutti, ciao bambini, ciao bambine, vi leggo la storia della sera. Sono Loris, il bibliotecario, e ho scelto questa storia fantastica. Allora parla di un drago, di un cavolo, si intitola Cavolo è un drago. Il nome del personaggio è appunto Dragolo. È nato sotto un cavolo, è figlio dell'immaginazione, ma è il padre del mito. I suoi segni particolari sono quelli di fatto che si veda, ma anche che non si veda. Di professione fa il drago. Eccovi la storia. Cavolo! È un drago! Per sua natura continuava a fiorire e rifiorire. I bambini giocavano sulle sue asperità come fossero nati lì sotto, portati da una cicogna, espulsi dal cielo. La natura continuava a fiorire e sfiorire e tutto sembrava dormire e tutto si sognava. Un cavolo si era sognato Dragolo, ma lui, sonnacchioso, continuava a dormire. Nessuno oramai credeva più ai draghi. Cavolo! E Dragolo non poteva di certo sognare di presentarsi per quello che era in verità.
che l'avrebbero denunciato di originale euforia. Ma Dragolo era un drago, cavolo! I bambini, nemmeno i bambini lo riconoscevano e lo scambiavano per un altro parco giochi, Babilonia. Il linguaggio, persino il linguaggio, aveva perso la fantasia. La fantastica D di drago. Al massimo poteva essere una D di diavolo. I bambini, nemmeno i bambini studiavano più le lettere fantastiche e non c'era più nessuno ad insegnarle loro. Ma cavolo, era proprio un drago e un drago esiste se Dragolo esiste e cavolo se esiste. Non crediate che vi vengano sempre tutti a raccontare storie del cavolo. Questo drago che abbiamo sognato e disegnato esiste davvero, anche se lui vive come un cavolo. Si maschera da cavolo, perché a vedere i draghi c'è qualcuno, c'è da aver paura.